Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Ars, auto di servizio, lampeggianti e porcate. Nelle vicende legate alla cocaina a Villa Zito si intrecciano molte cose. La prima è il tentativo costante di coinvolgere la politica, utilizzando la presenza e forse la dipendenza di non indagati, in una piccola e triste vicenda di spaccio di droga. Dopo vi è però la questione delle auto di servizio, sulla quale la politica deve rispondere ai cittadini prima che alla magistratura. Il regolamento redatto da Miccichè, che riassegnava a se stesso la macchina di servizio, è una vera e propria porcata e va cancellato. Va operata una stretta rigorosa sull'utilizzo di quelle auto e infine va verificato l'utilizzo su di esse di lampeggianti e sirene e in base a quali norme ciò sia possibile. Si parli di questo anziché delle scemenze tipo il test del capello. Attentati ai cantieri, ANCE, la mafia vuole rialzare la testa. A proposito dell'attentato mafioso con l'incendio di un escavatore in un cantiere ferroviario della tratta Palermo-Catania, si registra una durissima reazione delle imprese edili siciliane. Con una dichiarazione del presidente dell'ANCE, Santo Cutrone, si chiede allo Stato di reagire con ogni mezzo per stroncare la velleità mafiosa di rallentare opere strategiche per la Sicilia. Pantelleria in lizza come capitale della cultura 2026. Dopo la scelta dei mesi scorsi di Agrigento come capitale italiana della cultura per il 2025, si apre la competizione per il titolo di capitale della cultura 2026. Per la Sicilia ha presentato la propria candidatura l'isola di Pantelleria. 26 città italiane hanno fatto richiesta e dovranno presentare entro settembre il loro progetto culturale e verranno selezionate da una commissione di esperti di fama internazionale che deciderà nel marzo 2024. Il test IT-Alert in Sicilia ha funzionato. Il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di protezione civile, in Sicilia ha funzionato ed è servito allo scopo. Lo ha detto il dirigente del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina. Le utenze che non hanno ricevuto il messaggio saranno state non più del 10-15% e i problemi si sono riscontrati per lo più solo con alcuni operatori telefonici. La Protezione Civile regionale e quella nazionale lavoreranno insieme per risolvere le criticità. Successo delle rappresentazioni classiche a Siracusa. La 58esima edizione delle rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa ha ottenuto un successo senza precedenti. 160.000 spettatori in 42 giornate e numerosi tutto esaurito. Quest'anno sono andati in scena il Prometeo incatenato di Eschilo, la Medea di Euripide, la Pace di Aristofane e lo spettacolo Ulisse l'ultimo Odissea. Le produzioni della Fondazione Inda verranno allestite quest'anno anche in altri teatri di pietra. Il bikini ha 77 anni, anzi quasi 2000. Grande stupore ieri nel leggere che si celebrava il 77esimo anniversario del bikini, il costume da bagno femminile a 2 pezzi presentato nel 1946 da 2 stilisti francesi. Qualcuno avrà dimenticato che nella Villa del Casale di Piazza Armerina vi sono dei mosaici romani risalenti al III secolo d.C., nei quali vengono raffigurate ragazze che indossano un costume a 2 pezzi. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.